L'accelerazione e la trasformazione digitale di H-Farm viaggiano verso il futuro, sotto l'egida del trattore rosso, il simbolo aziendale, che parla di un legame stretto anche con la terra e di un vivere slow che è la vita del farmer in qualche modo. Queste due anime come trovano spazio in H-Farm? Ma sono due anime centrali e essenziali per Farm, nel senso che il nostro progetto vuole sicuramente esplorare tutte le possibilità che ci sono con le nuove tecnologie in termini di innovazione e cercare di costruire qualcosa di importante e soprattutto dare delle opportunità ai giovani, però vuole anche rimanere molto radicato a quella che è la vita di tutti i giorni e alla dimensione reale delle cose, perché uno dei grandi problemi del mondo della tecnologia e dell'innovazione è che a volte corre troppo velocemente verso quello che potrebbe essere il futuro. E allora il trattorino serve proprio per ancorarsi, per dire no, rimaniamo con i piedi per terra, quindi il nostro slogan scarpe grosse e cervello fino, manteniamo i piedi a terra, cerchiamo di fare un'innovazione che parla a tutti, quindi che è semplice e che mette al centro l'uomo sia in termini di interfaccia di colui che dopo userà i servizi che andiamo a realizzare per le aziende con cui lavoriamo o le start-up che facciamo nascere o la formazione che facciamo, però che abbia al centro l'uomo anche come lavoratore, che si trovi in un ambiente dove sta bene e dove riesce ad esprimere quello che sente e che prova. In un'intervista aveva dichiarato che la fortuna dell'Italia, se di fortuna si può parlare, è quella che qui si viaggia a 2 all'ora e che solo la città di Milano riesce a correre come il resto del mondo. Ma possiamo dire che il territorio trevigiano, dove ha sede e da dove è nata H-Farm, grazie alla sua visione, in qualche maniera cerca di rincorrere il mondo? Nel nostro paese, per temi infrastrutturali, per temi politici, per tanti temi, oggi si sta polarizzando moltissimo attorno a Milano perché economicamente al vento in poppa sta correndo, le aziende internazionali confluiscono lì in quanto la piattaforma più buona per loro per interfacciarsi con il nostro territorio e quindi si sta tutto aggregando in modo positivo. Però, come probabilmente volevo dire quella volta lì, io credo che la vera risorsa dell'Italia sia il fatto che ha tanti luoghi eccellenti e dei territori, io sono innamorato del nostro territorio, eccellenti come il nostro, che possono rappresentare un'altra dimensione di quello che è il correre dietro l'innovazione, però concretamente legata a quelli che sono i temi dello sviluppo di un territorio, dello sviluppo di un'impresa, di un'industria, di un territorio. E questo luogo qui, nel suo piccolo, vuole rappresentare un luogo che cerca di polarizzare talento, persone che guardano a questo futuro, ma che però non vogliono rinunciare a questa dimensione. Ed è un tema molto rilevante perché la nuova economia è un'economia di conoscenza e si basa sulla capacità dei territori di attrarre talento. Quindi riuscire a trascinare qui i giovani anche da lontano e farli innamorare del nostro territorio può rappresentare una grande risorsa per tutte le imprese del territorio. L'innovazione chiama in causa anche il mondo dell'educazione, quindi il modo di insegnare e anche il modo di apprendere. Dal suo punto di vista, i giovani e i ragazzi di oggi sono preparati a questa accelerazione e a questa trasformazione digitale in atto? Ma allora, i giovani di oggi sono sicuramente pronti a questa trasformazione e sono in grado di affrontarla e cavalcarla nel modo adeguato. Ehm, il tema è vedere a contorno se tutto gli consente di fare queste cose qui e qui il tema si apre, nel senso che è un tema fondamentalmente di cultura di una società, nel senso che a livello infrastrutturale le nostre scuole del nostro paese sono eccellenti, ci sono persone eccellenti che hanno delle capacità formative invidiate in tutto il mondo, però lavorano all'interno di un'infrastruttura che è pesante e che non solo in Italia, a livello internazionale le strutture governative faranno molta fatica ad aggiornarsi rispetto a quello che è
l'incedere rapido dell'innovazione, della tecnologia, degli strumenti che rispetto al passato arrivano molto rapidamente al consumo, per cui i ragazzini utilizzano degli strumenti che sono terribilmente potenti sia in termini di contenuto tecnologico sia in termini di apertura verso il mondo. E questa cosa qui non è facile da gestire oggi per il mondo della formazione, perché li apre a delle cose che sono molto importanti. Quindi il sistema deve correre alla loro stessa velocità e dare loro la stessa frequenza di interazione. E questo tema della frequenza di interazione è il tema, nel senso che loro hanno una capacità di interagire che è molto più alta del passato, per cui se non riesci a entrare nella loro frequenza non riesci a dargli quello che potenzialmente possono apprendere. Noi nel nostro stiamo cercando di creare un'infrastruttura che ha un unico difetto e che è piccola un domani e che potrà essere accessibile solo a chi se la potrà permettere, che è il cruccio più grande che abbiamo, perché questa cosa qua dovrebbe arrivare a tutti, è che da privati noi possiamo portarla solo a coloro che ci danno la possibilità di costruirla. Però stiamo studiando delle metodologie e spero l'anno prossimo possiamo lanciare delle cose che possano aprire a più persone possibili questa cosa, perché nell'attivare e nel risvegliare le menti di tutti i ragazzi c'è una bellezza unica e una ricchezza impressionante per il territorio. Parliamo di H International School, ci descrive brevemente di cosa si tratta e qual è il percorso formativo? Ma H International School fondamentalmente è un progetto formativo basato su un modello che è internazionale, che è un International Baccalaureato. Oggi nel mondo ci sono 4.500, 5.000 scuole che applicano questo modello, è un modello portabile in tutto il mondo. È una scuola completamente in lingua inglese che dà la possibilità, una volta terminato il ciclo di studi, di iscriversi a qualsiasi università in tutto il mondo senza dover fare più nessun tipo di esami, e anche alle università italiane. È un percorso che dura un anno in meno rispetto alla scuola tradizionale italiana e che offre la possibilità di customizzare, di profilare il percorso in funzione di quelle che sono le esigenze dei ragazzi. Noi su questo modello qui abbiamo inserito quello che noi chiamiamo H-Farm Pathway, che sono 9 ore di formazione in più, quindi da noi i ragazzi fanno quasi 40 ore settimanali e studiano tutta una serie di materie che li agganciano a quelli che saranno gli scenari che arrivano. Quindi al di là di essere immersi in un contesto che li apre già a un dialogo con quel mondo del business, delle relazioni sull'innovazione, dei giovani, queste cose qua che gli danno una possibilità di comprendere già come funziona un domani la società dove devono entrare, gli diamo le competenze di comprendere i nuovi modelli di business, cosa significa usare la tecnologia, e cerchiamo di educarli all'uso della tecnologia, che oggi è un tema rilevantissimo perché hanno in mano qualcosa di talmente potente che se non gli viene insegnato a utilizzarlo nel modo corretto perdono solo tempo a usufruirne del contenuto, ma non capiscono che con quella cosa lì possono costruire la loro impresa, possono costruire la loro professionalità, possono costruire delle cose bellissime che possono dargli un futuro e un'opportunità di vita diversa.